cucina e te e sapore non mancano mai nella terra del sole. Ma come un albero in autunno senza foglie, fame e disperazione portarono l'emigrazione. Sei il piatto agrodolce più amato in Italia, o caponata siciliana. Il segreto non è la ricetta, ma mangiarla in Sicilia per ogni festa. Cosa possono essere delle melanzane, ma insieme ad altri ingredienti ad arte, cotte tutte a parte, con pinoli e uvetta, assaggiala ogni volta è una riscoperta. Sei il piatto agrodolce più amato in Italia, o caponata siciliana. Il segreto non è la ricetta, ma mangiarla in Sicilia per ogni festa. Cosa possono essere delle melanzane, ma insieme ad altri ingredienti ad arte, cotte tutte a parte, con pinoli e uvetta, assaggiarla ogni volta è una riscoperta. Sei il piatto agrodolce più amato in Italia, o caponata siciliana. Il segreto non è la ricetta, ma mangiarla in Sicilia per ogni festa. L'agrodolce parla molto della nostra cultura, perché tutti i siciliani fora non persero la loro natura. Da New York all'Australia, a caponata portar royalità, l'antipasto per eccellenza. Per questo è diventato una squisitezza. Ora pensiamo a continuare la tradizione, perché non si perda il vero sapore. Sei il piatto agrodolce più amato in Italia, o caponata siciliana. Il segreto non è la ricetta, ma mangiarla in Sicilia per ogni festa.